Segui vai in fondo dove c'è il ristorante, poi tu la nulla lì, l'interbase. Gara 2 tra Forlì e Collecchio. Caterina Turci è stata eliminata dall'Interbase una palla al volo, quindi abbiamo un out. Letizia Giunchi. Un ball. Tocca in foul. Il primo in di questa gara 2. Collecchio, squadra di casa. Andiamo una segreteria. Via vuoto per il terzo strike. Non hanno fatto più di serve lì? Che sono 2 out. Ilaria Rubano con 2 out. Quindi questo primo inning, questo inizio, gara 3. Ma voi avete perso 8-6 ed adesso ho vinto 7-5, sono sempre due punti. Perché dici che non si può più, non è più possibile vincere? Perché abbiamo preso 8 punti. Ah, quindi a parità guarda i punti presi più. Infatti diviso Sì? Sì? diviso punti subiti diviso di prese. Ma La nei presi troppi. capito? Quindi capito. Beh, vedremo come andrà, insomma. Sì? Sempre esatto. Certo. Sì, invece sì. No, anche prima con voi era 0. Eravamo in vantaggio anche. No, infatti niente. Partita aperta, partita apertissima come le altre due. Sì, no, ma infatti tutto bene. Hai visto qualcosa te? Sì. Rimba. Ora andiamo a vedere lo schieramento difensivo del Forlì. Esterno destro Bluberto, esterno centro Siria Masotti,
esterno sinistro Martina Fantinati, terza base Caterina Turci, interbase Noemi Cortesi, seconda base per Letizia Giunchi, prima base Giulia Matta, riceve Ilaria Rubano, lancia Vittoria Monti. Gara 1 Forlì ha vinto 8-6 con Pianoro, gara 2 Pianoro ha vinto 7-5 con Collecchio, quindi tutto aperto. Valentina Tegoni primo in battuta per il Collecchio. Ed è un ball la prima palla. Non scrivono niente, quindi si sente. Tutto tace, si sente. Un buono strike. Da un ball. Sono 4 ball per Valentina Tegoni. Quindi Collecchio che manda in base il primo battitore, Matilde Neri. Da un ball. Vittoria Monti ha lanciato anche nella prima gara. Sarà da verificare quanti out ha fatto, quanti ne ha disponibili. Ed è una palla persa. Che permette a Valentina Tegoni di arrivare in seconda. Qui veniva ancora zero out. Battitore Matilde Neri. Valentina Tegoni in seconda. Uno strike. Uno strike. Sono due gli strike per Matilde Neri. Tocca il foul. Conto invariato.
Sono 4 ball anche per Matilde Neri, è la seconda base ball consecutiva concessa da Vittoria Monti. Arianna Ponzi con 0 out, prime e seconde occupate. Gira la prima palla ed è ben piazzata del primo out al volo. Out al volo di Martina Fantinati, Alessandra Marmo con un out, prima e seconda occupate, e lascia passare la prima palla di un ball. Ed è un ball, 2 ball. Uno strike, e 2 ball. C'è una palla alta in campo interno ed è presa da Giulia Matta, il prima base, per il secondo out. Federica Forlani con 2 out. Ne salva, riesce la rubata Valentina Tegoni, si porta in terza base Matilde Neri in seconda. Tocca sull'interbase, c'è indecisione. Arriva a salva Valentina Forlani, permette a Valentina Tegoni di segnare il primo punto per il Collecchio. Valentina Forlani in prima base, Matilde Neri in terza, mentre in battuta Irene Silvestri. Tempo i runner per Federica Forlani, lanciatrice, va a correre per lei l'ultimo out Alessandra Marmo. Tocca una palla a destra, la palla cade ed è una valida per Irene Silvestri, è un RBI che fa segnare il secondo punto. Matilde Neri segna il punto numero 2. Marmo in terza, che sta correndo per Forlani. Tanto Viola Zibana un ball il primo lancio, corridore in prima, corridore in terza con 2 out e 2 punti segnati per Collecchio. Un ball
ed è una battuta sul prima base che reattiva Giulia Matta e raccoglie, tocca la base per il terzo out. Sono 2 punti entrati, una valida e 2 corridori lasciati in base. Chiude il primo inning con Lecchio 2, Forlì 0. Guardate le informazioni da partito Siamo meglio 2-0. 2. Devo dirti la solita cosa? No, basta. Dico più niente. Poi esatto, non fammi dire che guarda il tabellone. E dopo lo sanno tutti che non c'è il tabellone a Forlì. Già girata. Noemi Cortesi per il primo battitore del secondo inning. Ed è una battuta valida sul terza base. È un triplo per Noemi Cortesi. È un triplo a sinistra. Che corre sulla linea di foul. E Forlì manda in terza il primo battitore del secondo inning. Martina Fantinati, tentativo di bunt, non tocca la palla, un strike. Andiamo avanti! Sul pezzo. Gira in foul, palla alta. Allora, 300 al mese tanto spende 400 intere. Gira un vuoto per il terzo strike. Ed è la terza eliminazione al piatto per Federica Forlani. Un out, un corridore in terza. Parte alta del secondo inning, 2-0 Collecchio. Giulia Matta in foul a destra al primo lancio. Risponde al suo telefono. Vai Giulia! Vieni bene! Attenzione, un foul per il secondo strike. Due strike per Giulia Matta. Tocca in foul, non cambia nulla il conto. Questo la rivela. Noi faceva male. Lo parlo. Che figa. Ed è il volo Silvestri. Tocca con la punta Giulia Matta. Al volo Giulia Silvestri.
Irene Silvestri per il secondo out. Siria Masotti con 2 out e un corridore in terza. Siria Masotti, esterno centro del Forlì. Ed è colpita. Colpita Giulia Masotti, Siria Masotti, scusate. E ora il turno del battitore designato Sofia Serafini con 2 out, corridore in terza e corridore in prima, parte alta del secondo inning, Collecchio 2, Forlì 0. Ed è una battuta sull'esterno sinistro, bella corsa di Valentina Tegoni per il terzo out al volo. Bel contatto, bella difesa. Quindi nessun punto segnato per Forlì, una valida e 2 corridori lasciati in base. Inizia anche per il Collecchio il secondo attacco con il line-up 8-9-1. Lara Mussatto, battitore designato del Collecchio. Ed è un buon ritrovo lancio. Ed è un ball, questo lancio interno. 2 ball, 0 strike per Lara Mussatto. Parte bassa del secondo inning, Collecchio 2, Forlì 0. Sono 3 ball su 3 lanci. Entra questa palla per il primo strike. 3-1. Tocca sull'interbase, vediamo, c'è l'out, bella difesa di Noemi Cortesi, Giulia Matta per il primo out. Adesso numero 9 del line-up, Arianna Rainieri con un out.
Il ball. Tocca sul terzo base che assiste in prima. Un'altra bella difesa del Forlì. Caterina Turci per Giulia Matta. 2 out. Ricomincia il giro per Collecchio con Io tra un po' me ne vado. Prendi biscotti. Di che sono quelli? No, volevo metterci tocca una palla lunga presa al volo dell'esterno destro del terzo out. Una bella presa di Bluberto. Vai. Grazie. Ciao. Grazie, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao. Adesso vi continuo a seguire dal telefono. Bravo. Tutta scena. Lo faccio voler bene qua. Quindi si chiude il secondo inning. Nessun punto per Collecchio, nessuna valida. Punti restano 2. Nessun corridore lasciato in base. Quindi inizio del terzo attacco per Forlì. Battitori 9, 1, 2. Inizia Bluberto. Giro vuoto. Però la battuta in corsa ancora, ma il foul, 2 strike. Giro vuoto per il terzo strike. Ed è la quarta eliminazione al piatto per Federica Forlani. Ricomincia il giro per Forlì. Caterina Turci. Bunt in foul. Bel bunt di Caterina Turci. La palla rotola in foul. Tutto da rifare, uno strike per lei. Ed è colpita Caterina Turci. Sono 2 i colpiti per Forlì, quindi un out. Corridore in prima. Terzo inning, 2-0 Collecchio. Ed è un ball. Letizia Giunchi, seconda base del Forlì.
ed è un ban spinto per l'Istituto Giunchi, arriva Salva, Caterina Turci avanza in seconda. C'è una visita del manager Collecchio. Con un out, corridore in prima e corridore in seconda. Ilaria Rubano con un out ed è un ball il primo lancio di Federica Forlani. Ed è una bella battuta a sinistra che spinge a casa Caterina Turci e arriva a Salva Letizia Giunchi in terza e avanti in seconda Caterina Turci. Ilaria Rubano, quindi arbitrai per Ilaria Rubano. Noemi Cortesi con un out, corridore in seconda, corridore in terza. E c'è la base intenzionale per Noemi Cortesi, base che va a riempire tutti i cuscini. Martina Pantinati quindi tutte le basi sono piene, abbiamo un out, un punto è stato segnato, quindi sono 2-1 il parziale. Martina Fantinati nel box di battuta gira vuoto, gira in foul per il secondo strike. Dello strike, gira vuoto, rimane il guanto di Matilde Neri per il secondo out e per il quinto strike out di Federica Forlani. Giulia Matta da strike, Tira forte Giulia! Dai, datelo per mare, andiamo! gira in foul, il secondo strike. E c'è
La palla sulla prima base, fa tutto da solo Ren Silvestre, raccoglie e tocca il cuscino per il terzo out e Collecchio ne esce più che bene con un solo punto subito. Quindi un punto subito, siamo 2-1 Collecchio, la parte alta, fine parte alta del terzo inning. State 2 le valide in questo inning per Forlì. Ci sono 3 i corridori in base che portano a 5 su 3 inning. Meglio perché papà Si inizia il terzo inning anche per il Collecchio, il terzo attacco, battitori 2, 3, 4, inizia Matilde Neri, non cambia la batteria del Forlì, Vittoria Monti pitcher, Ilaria Rubano riceve. Quindi parte bassa del terzo inning, 2-1 Collecchio, gira la prima palla sul seconda base che sbaglia clamorosamente l'assistenza in prima. Errore grossolano di Letizia Giunti. Matilde Neri salva per errore. Arianna Ponzi con un corridore in prima, 0 out. Da un ball il primo lancio. Però lui è nuovo, c'è un po' l'entusiasmo e dopo ed è uno strike, il tentativo di Bancio. Un ball, uno strike per Arianna Ponzi. Il Bancio stavolta mette a terra e arriva Salva, ed è Salva Arianna Ponzi, un Bancio ben fatto, velocissima Arianna. Matilde Neri si sposta in seconda. Con 0 out, corridore in prima e corridore in seconda, Alessandra Marmo. Gira la prima palla alta ed c'è l'out dell'esterno centro. Sbaglia il tiro, l'assistenza. Dopo l'out al volo dell'esterno centro, tira in diamanti in modo strano. La palla non la prende nessuno e sia Matilde Neri che Arianna Ponzi avanzano di una base. Comunque un out fruttuoso, visto che abbiamo un corridore in terza e un corridore in seconda.
Con un out, Federica Forlani, corridore in terza e corridore in seconda. Lascia passare questa palla ed ha ragione per un ball. Dai Fede, batti dalla parte di tua mamma. Due corridori in posizione punto per Collecchio. Uno strike. Viene chiamata strike questa palla. Ed è una valida, una rimbalzante al centro che è raccolta dall'esterno. L'esterno Siria Masotti. Da un RBI per Federica Forlani. Porta a casa Matilde Neri per il terzo punto. Irene Silvestri in battuta con Rianna Ponzi in terza. E Federica Forlani in prima con un out. Attenzione! Deve girare in foul questa palla per Irene Silvestri. Ed è un bunt. Ed è un bunt di una battuta spinta con un sacrificio che va a buon fine perché fa segnare Arianna Ponzi. Non banca, no. Sì, uno split. Quanto siamo? 5-1. 4. Ecco, bellone. Guardate il tabellone, ragazzi, che non dovete distrarvi, non dovete distrarvi. C'è un tabellone bello grande. Era già il terzo out. Sveglia, ragazze, sveglia. K della Zibane del terzo out. Comunque sono 2 punti segnati per Collecchio in questo inning, che porta il totale a 4. Due valide e un corridore da in base. Si chiude il terzo inning. Collecchio 4, Forlì 1.
Questo è l'ultimo per la Valle, quarto. Per la Fede, scusa, non per la Valle, per la Fede. Sì, la Fede. Sì, sì. Serie Masotti, primo battitore del quarto inning. Parte alta, Collecchio 4, Forlì 1. Ed è una valida per Masotti Siria che cavalca l'interbase, raccolta all'esterno sinistro. No, colpita prima. No, neanche questa è out prima. Zero out, un corridore in prima. In battuta il battitore designato Sofia Serafini. Tocca in foul. Battuta sul lanciatore che non prova a eliminare in seconda ma fa l'out facile in prima, quindi corridore in seconda, un eliminato, Bluberto in battuta. Tentativo di bunt in foul per il primo strike. Gira vuoto per il secondo strike, quindi 2 strike, 0 ball, un out, corridore in seconda, parte alta del quarto inning, 4-1 Collecchio. Tocca sul seconda base che assiste in prima ed è il secondo out. Anna Bombini, Irene Silvestri confezionano questo secondo out. Pari a Rimanelli, ricomincia il giro per Forlì, Caterina Turci. 0 su 1 per lei con una colpita. Ed è un tentativo di bunt in foul, quindi si carica di uno strike. Ed è un lancio pazzo che porta a segnare Siri Masotti. Quindi accorcia Forlì, partire di 4-2 per Collecchio. Deve essere 2 gli strike per Caterina Turci. Attenzione, viene in foul contro invariato.
Guarda, alto, quarto alto. Sì. Beh, base ball per Caterina Turci. Letizia Giunchi, 1-2 per lei in questa gara. Troppo tardi. Ruba seconda base Caterina Turci, quindi corridore in seconda con 2 out, quarto inning 4-2 con Lecchio, ed è una palla lunga che è dentro, è una palla a sinistra, subito, ed è un triplo per Letizia Giunchi che spinge a casa Caterina Turci per il punto del 4-3. Ilaria Rubanu con 2 out, corridore in terza. Ed è una valida che spinge Letizia Giunchi a segnare il quarto punto. Se c'è una visita, siamo alla parte alta del quarto inning. Forlì ha segnato 3 punti recuperando lo svantaggio di 4-1, sono 4-4. Adesso c'è un corridore in prima, Noemi Cortesi nel box di battuta. Minchia Paolini ancora, ma hai 2 anni. Da un ball il primo lancio. È una valida per Noemi Cortesi. E Ilaria Rubanu raggiunge la terza.
Martina Fantinati. Cortesi raggiunge la seconda indisturbata. Quindi correre in seconda e correre in terza con 2 out. Martina Fantinati gira in foul. Sulla macchina no. Due strike per Martina Fantinati. Gira vuoto per il terzo strike del terzo out. Sono 3 punti segnati da Forlì, quindi parziale di 4-4. Sono 4 le valide in questo inning. E c'è la sesta eliminazione al piatto per Federica Forlani, che con l'ultimo out, appunto, eliminazione al piatto, esaurisce i suoi out a disposizione. Quindi il prossimo inning sarà sostituita. E ha finito probabilmente anche gli out a disposizione Vittoria Monti del Forlì. Al suo posto in pedana Blu Berto. Quindi Collecchio si appresta a effettuare il quarto attacco con i battitori 8-9-1. Inizia Lara Mussato. Del ball il primo lancio. Quarto basso. 4-4. Le base per Lara Mussato. Quindi quelli che porta in base il primo battitore. Arianna Rainieri del box di battuta con 0 out e corridoio in prima. Parte bassa del quarto inning, vola il primo lancio di Bluberto. Uno strike, 1-1. Tentativo di bunt, palla in foul, secondo strike.
Tocca sul seconda base che assiste in prima per il primo out. Dalla Mussato raggiunge la seconda base. Ricomincia il giro per Collicchio. Valentina Tegoni, 1 su 2 per lei. No, scusate, una base ball per lei, un'eliminazione al volo. Strike. Quattro qua. È uno strike. Due strike per Valentina Tegoni. Difende il piatto, gira in foul. 2-1 il conto a casa con 2 strike. Ed è un ball 2-2. Alessandro, il telefono è qua. Ed è battuta sul seconda base e Titta Giunti che assiste in prima per Caterina Turci ed è il secondo out. Dalla Mussato si sposta in terza. Matilde Neri da un volo il primo lancio. Gira in foul. Gira in foul a destra. Un ball dovrebbe essere conto pieno. Vediamo se l'arbitro segnala. No, non era conto pieno, ma adesso è il terzo ball questo. Occhio! Palla in foul.
sempre conto pieno per Matilde Neri, con 2 out, il corridore in terza. È un ball, base ball per Matilde Neri, della seconda in questa partita su 3. Ora corridore agli angoli e Arianna Ponzi in battuta. Uno strike, primo lancio. Palla alta che Arianna Ponzi gira per il secondo strike. (2-0) il conto al piatto. Attenzione, è grande, dipende il piatto. Arianna Ponzi manda la palla in foul. Ecco che arriva, segno, sono messe. Ehi! E c'è una... C'è il punto segnato da Lara Mussato. Vediamo se è fatta... No, c'è un piccolo infortunio, speriamo lieve. Quindi Matilde Neri ruba la seconda, induce il ricevitore a provare l'out in seconda e sul lancio Lara Mussato arriva a casa. Quindi una doppia rubata. Noemi Cortesi che ha preso quindi sembra tutto a posto per Noemi Cortesi, torna in campo mentre Collecchio ha appena segnato il punto del vantaggio con la rubata di Matilde Neri. Arriva a casa di Lara Mussato sul tiro del ricevitore in seconda. Sempre Arianna Ponzi palla in foul, continua a difendere il piatto, bene così.
E gira vuoto Arianna Ponti per il terzo strike del terzo eliminato. È finito il quarto inning. Iniziamo il quinto, parte alta del quinto. Sai un po' di doping da darmi? Ce l'hai di fianco il doping, ce l'hai di fianco. Così, roba nera. Roba nera. Va bene. Quindi, come detto prima, Federica Forlani ha esaurito i suoi out. Entra in pedana Alessandra Marmo. Parte alta del quinto inning. Collecchio è tornato in vantaggio 5-4. Bello, no? Bello. Sei, 7, 8 del line-up per i Forlì. Inizia Giulia Matta, gira subito il primo lancio sul terza base che assiste in prima per il primo out. Viola Zibana, Irene Silvestri. Siria Masotti. Il cappellino. Scappa la palla, ball. Batte sul lanciatore che assiste in prima, quindi sono 2 giù. Alessandra Marmo e Irene Silvestri, il secondo out. Con 2 out Sofia Serafini. Don Ball il primo lancio. Devi fare la testa del tifoso. No, puoi andare da nessuna parte. Dopo si fai la testa, quando non vado più andare. Batte ancora sul lanciatore, proprio incolla Alessandra Marmo, Irene Silvestri per il terzo out. Pochissimi lanci, si chiude il quinto inning. 0 punti per Forlì, nessuna valida, nessun corridore lasciato in base. Quindi non produce il quinto attacco del Forlì. No, io guardo io in curva 10 la plancia, Quinto attacco per il Collecchio, 4-5-6 del line-up. Inizia il nuovo lanciatore Alessandra Marmo.
Rimane Blueberto in pedana, Giulia Matta riceve, Alessandro Marmo. Le bolle del primo lancio. Sono due ball. Questo è uno strike, 2-1. Ed è una battuta valida al centro, una linea per Alessandra Marmo. Federica Forlani col corridore in base, 0 out, parte bassa del quinto inning, 5-4 con Lecchio. Lascia passare il primo lancio da uno strike. Ed è un bunt per Federica Forlani. È salva forse? Sì, salva. Ed è salva. Bel bunt di Federica Forlani, velocissima, e spinge Marmo in seconda, quindi corridore in prima, corridore in seconda, 0 out. Irene Silvestri. Da uno strike, il primo lancio su Irene Silvestri. Era in foul. Non ball. Era vuoto per il terzo strike del primo out di questo quinto inning. Con un out Viola Zibana, con un corridore in posizione punto. Non va a buon fine il tentativo di bunt, palla in foul, uno strike.
Due strike, gira in ritardo. Don ball. C'è l'out. C'è l'out. Tentativo di rubata di Marmo, dalla seconda alla terza. Quindi bel lavoro da difesa. 2 out. E c'è il terzo out. Un'azione guardata, quindi da una potenziale posizione punto si è arrivati in 3 out. Nessun punto segnato. Due valide. E un corridore in base. Quindi si chiude il quinto inning. Collecchio 5, Forlì 4. Ah. Parte alta del sesto inning. Battitori 9, 1, 2. Inizia Bluberto. Ed è un strike la prima palla. Da un ball. 1-1 il conto. Ed è un bunt che Viola Di Bana lascia scivolare fuori il territorio di foul. Quindi si carica di uno strike. Sono 2 gli strike per Bluberto. Ball 2-2. Ball anche questo, il conto è pieno ora, 3-2. Dipende il piatto con la palla in foul. Bluberto, conto invariato. Buon ball. Base ball per Bluberto. Ricomincia il giro per Forlì con Caterina Turci.
con 0 out e un corridore in base. Il ball, il primo lancio. No. C'è l'incertezza difensiva che permette a Caterina Turti di arrivare salva in prima e poi successivamente in seconda, mentre Bluberto raggiunge casa base, segna il punto del pareggio. Quindi 5-5, 0 out. Di Zanzare. C'è un cambio in pedana. Irene Silvestri va a lanciare. Alessandra Marmo torna in interbase. Eh? 0 out. 0 out, un punto entrato. Chiudere in seconda. E sesto. Alto. Alto. 6-6. 6-6. Beh sì, vabbè. 5-5. Sì, scusa, 5-5. Letizia Giunchi. Uno strike. Un ball. Un ball. Perché? Bello. Bel contatto in foul per Letizia Giunchi. Quarto ball per Letizia Giunchi, sempre 0 out, corridore in prima, corridore in seconda. Ilaria Rubano.
Uno strike. Non perdere la palla con gli occhi, Aida! 1-1. Tira in foul, bel contatto, palla interna. B. B. Un ball. Sì, sì, questa è la bolla. No, quella prima. Viene in foul. Due strike. Due strike e un ball. Ah, 2-2, no. 2 ball. 2 strike. Allora, 2-2. No. Doppia rubata per Caterina Turci e Letizia Giunchi. Palla alta. Wow. È stato l'out, ma c'è stato il Caterina Turci dalla terza, ha raggiunto Casabase per il punto del sorpasso. Quindi volata di sacrificio per Ilaria Rubano. Un out. E Letizia Giunchi in terza. Un bunt. Un bunt di sacrificio della Noemi Cortesi che porta a segnare Letizia Giunchi. Due out, 3 punti segnati per il Forlì. La mia questa è tua? E te no? Grazie. Sì, 7-5. 3 punti. Questo è un cambio per adesso. Non c'è Martina Fantinati, ma c'è il numero 20. No, scusami, no, il numero 20. A 21, infatti, 21, ok, perfetto. Quindi abbiamo un cambio nel line-up. Vediamo di recuperare il nome.
L'interbase che assiste in prima. Per il terzo out. Quindi 3 punti segnati da Forlì, che porta il parziale a 7-5. Otto, 9, 1. Lanciatore, c'è un cambio pitcher per il Forlì, numero 17. Chi è? Sapete chi è? No. Sesto attacco anche per il Collecchio. 8-9-1 del line-up, inizia Lara Mussato. Primo battitore da affrontare il nuovo lanciatore. Dello strike per Paglia. Siria. Nome gettonato Siria. 2 strike per Arbussato. Ed è il terzo strike, guardate. Arianna Ranieri con un out, con quelli che è sotto di 2 punti. È un ball. Andrea, come si chiama il lanciatore? Il lanciatore come si chiama? Masotto, ok, grazie. Allora è in campo la Masotto. Cine Masotti era in campo, 17, sì, ok, perfetto. Dai, quarto ball.
Quindi Siria Masotti, il nuovo lanciatore, numero 17. Ricomincia il line-up per Collecchio, Valentina Tegoni con un out e un corridore in prima e 2 punti da recuperare per Collecchio. Parte bassa del sesto inning. Uno strike. Ball 1-1. È un ball. Battuto sul seconda base che assiste in prima, quindi blu verto per Caterina Turci del secondo out. Si sposta in seconda Ariana Ranieri. Matilde Neri in battuta con 2 out. Corridore in posizione punto. Lascia passare Ben Boy. Ben Boy. Giro vuoto per il secondo strike. Gira a vuoto per il terzo strike. Nessun punto segnato, nessuna valida. Restano 5 punti per il Collecchio, 7 per il Forlì. L'ultimo inning. Da Forlì? Perché? Allora. Vediamo che pure faccia quelli che ne faccia infiniti. perché appena vai in vantaggio Ah, hai ragione. Hai ragione. noi siamo secondi per poco, noi terzi per poco. Hai ragione. 3 belle partite comunque. Brava. C'è solo una possibilità. Voi arrivate al pareggio, 2 uomini in base, allora sul campo sono 3 è possibile. No, perché la buttiamo mai fuori noi. Non è mica un problema, ci manca. Va bene così. Settimo attacco per Forlì. Giulia Matta gira la prima palla ed è una palla lunga, profonda al centro. Un bellissimo contatto. È un triplo per Giulia Matta.
Questa è una truffa, C'è un cambio in pedana, scende Irene Silvestri, ci sono tutti i cambi interni, ritorna a lanciare Alessandra Marmo, Irene Silvestri va a difendere Cuccione di prima, Federica Forlani che era in prima, va all'esterno sinistro che prima era di Valentina Tegoni, che va a fare l'interbada al posto di Alessandra Marmo, che appunto va a lanciare. Proprio regalano colori proprio Natale vicino, gli è arrivato addosso, sì. Sì, boh, non lo so. Comunque va bene così. Gira la prima palla Siria Masotti, foul a destra. Ma tu dici quale out? Quale out dici? Quello di Giulia? Sì, è arrivata un po' scialla, cioè, senza scivolare, senza niente. 7-5. 7-5 per Forlì. L'ultimo. Sì, anche se Collecchio poi dovesse vincere non vince di un punto. Gira la palla interna alta, brava Anna Bombini, fa l'auto in seconda, è il primo out. Sofia Serafini di questa chi è? Un 90 non la conosco. Ed è uno strike. Bella palla, bel contatto al centro, che spinge a casa Giulia Mazza per l'8º punto. Quindi cambia risultato, Forlì 8, Collecchio 5. C'è un cambio nel line-up al posto di Bluebird da battere il numero 90. Vediamo di scoprire il nome. Gira vuoto per il secondo strike. Ed è un contatto ed è una valida. Non è più una valida perché è una scelta difesa. La sua battuta ha comportato l'eliminazione del corridore più avanzato, quindi non è una valida ma è una scelta difesa. No, scelta difesa.
Scelta difesa. Subito battezzata valida, poi ho visto che ha preso eliminato in seconda, scelta difesa. Se non c'era l'out era valida. Non c'era l'out era valida. Sono riuscito a fare l'out, quindi scelta difesa. Scende il numero 90 e va a correre Bluberto, mentre Caterina Turci, primo del line-up, c'era sul tempo ma la palla cade, mi raggiunge Salva, la terza base, sull'errore di tiro del ricevitore. Bluberto prova a rubare la seconda, sull'errore di tiro sul terzo. Un'altra bella valida ed è un doppio per Caterina Turci, che spinge a casa Bluberto. Letizia Giunchi, sono 9. No, aspetta. Bella presa di Renna Bombini in seconda, che elimina Letizia Giunchi. Quindi sono 2 punti entrati. 5, 9 a 5. Prego. Inizia l'ultimo inning, l'ultimo attacco per Collecchio, e a questo punto, anche se dovesse recuperare, e fare il punto del sorpasso, la partita finirebbe con un solo punto di vantaggio per Collecchio, ed è una bella valida a sinistra di Arianna Ponzi, e c'è una bella difesa che costringe Ponzi a fermarsi in prima base.
Alessandra Marmo in battuta. Dicevo che anche se Collecchio dovesse recuperare, sorpassare Forlì, momento in cui venisse segnato il punto del sorpasso, la partita finirebbe e con un solo punto di vantaggio, vittoria di un solo punto di vantaggio, non sarebbe sufficiente per aggiudicarsi la Coppa Emilia Romagna. Ed è una bella valida sinistra sul filo. Alessandra Marmo arriva in seconda base, era un singolo, arriva in seconda sul tiro in terza per cercare di eliminare Arianna Ponti. Quindi una valida più avanzamento su tiro. Arianna Ponti in terza, Alessandra Marmo in seconda. C'è stata la base intenzionale per Federica Forlani. C'è un cambio line up al posto di Irene Silvestri, va a battere Michela Guareschi con 0 out e corridore basi piene. È buono il primo lancio. Battuta in faula a sinistra per Miki Guareschi. No, 0 gli out, le balle sono piene. Giro vuoto, la palla esterna. E c'è il contatto, la palla alta in campo interno che viene presa al volo dall'interbase. Letizia Giunti per il primo out. Viola Zibana, un out, basi cariche. Gira la prima palla ma in foul, tutto da rifare. Uno strike per Viola Zibana. È un lancio pazzo che permette a Arianna Ponti di arrivare a casa dalla terza, quindi punto segnato per Collecchio. Accorcia. Batte Gioia, c'è la scelta difesa, c'è l'out a casa. Scelta difesa di Bluberto con 2 out.
Questa palla persa, Lara Mussato arriva al secondo. Ma scusate, Viola Zibana arriva in secondo. Lara Mussato in battuta. Giro vuoto. Don ball. Uno strike. Con 2 strike, 2 ball per Lara Mussato, con 2 out, vicinissimi alla chiusura dell'incontro. Difende il piatto Lara Mussato. Adesso il conto è pieno. Batte sul lanciatore che assiste in prima ed è l'out che chiude l'incontro. E determina la vittoria della Coppa Regione Emilia Romagna al Forlì, che ha vinto entrambi gli incontri 9-6 contro Collecchio, 8-6 contro Pianoro. Quindi una classifica che vede Forlì primo, secondo Pianoro, terzo Collecchio. Si chiude la stagione giovanile delle squadre under 18 dell'Emilia Romagna. Adesso tutto pronto per le premiazioni di rito. Squadra adesso in campo, vi lascio con le premiazioni e ci vediamo la prossima stagione.
Stiamo monitorando per guardare.